Benvenuti a tutti i telespettatori di Telepace, l'approfondimento sportivo del lunedì che apriamo con il calcio partendo dalla Lega Pro, bella vittoria a casalinga per la Virtus Entella che ospitava ieri il Cuneo. I biancocelesti hanno vinto 3-1 con le reti per quanto riguarda i chiavaresi di Mota Carvaglio, Ioccolano, nuovo acquisto, ed Eramo. Da segnalare anche la parata di un rigore da parte di Paroni. Ora una settimana di preparazione in vista del prossimo incontro che sarà domenica prossima sul campo della Pistoiese, ma ascoltiamo le interviste realizzate a fine gara. Una bella Entella, torna la vittoria davanti al pubblico amico, batte 3-1 il Cuneo e sfata anche il tabù della bestia nera della formazione piemontese. È stata una buona partita, Entella con un approccio aggressivo ha subito voluto mettere le cose in chiaro e in vantaggio i biancocelesti con il solito gol di Dani Mota Carvaglio, il raddoppio del neoacquisto Simone Ioccolano arrivato in settimana dal Monza. Nella ripresa il Cuneo ha provato a tornare sotto e riaprire la partita, c'è stato un calcio di rigore in favore dei piemontesi parato dal numero 1 biancoceleste Andrea Baroni, vera bandiera e sempre più idolo della platea del Comunale. Nel finale il terzo gol di Mirko Eramo e proprio all'ultimo secondo il gol della bandiera della formazione di mister Scazzola. L'Entella quindi torna alla vittoria, batte 3-1 il Cuneo, giocherà in settimana in Coppa Italia Serie C contro la Carrarese, prossimo impegno in campionato a Pistoia domenica prossima alle 14:30. Mister, una bella vittoria, frutto di un approccio feroce, avete voluto mettere le cose in chiaro fin da subito. Sì, era importante oggi contro una squadra comunque ostica, una squadra che sta facendo bene, nonostante le problematiche societarie che comunque in questo momento hanno, ma noi dovevamo avere questo approccio anche e soprattutto dopo la battuta d'arresto ad Olbia, quindi la squadra mi è piaciuta moltissimo nel primo tempo, soprattutto perché non ha concesso niente, nemmeno la ripartenza agli avversari, tranne in 2 o 3 situazioni che comunque abbiamo assolutamente stoppato subito. Abbiamo fatto gol, abbiamo raddoppiato, potevamo fare anche il terzo già nel primo tempo, quindi tutto sotto controllo. Nel secondo tempo invece potevamo fare meglio, soprattutto nei primi minuti, nei primi 15-20 minuti, dove loro comunque hanno giocato abbastanza a lungo, ci hanno un po' allungati, noi non siamo stati capaci di uscire spesso col palleggio, abbiamo lavorato molto su palla lunga e questa la perdevamo spesso. E quindi abbiamo un po' ceduto le redini del gioco a loro e questo non va bene per una squadra come la nostra. E dopo lo spavento preso e la grande parata di Andrea su rigore, la squadra si è un po' risvegliata, abbiamo continuato a giocare, abbiamo chiuso la partita, potevamo fare il quarto e poi all'ultimo, ripeto, come ho detto prima, un po' di amarezza per il gol preso perché non mi va che si prenda gol così, però va bene, fino a quando è il gol del 3-1 va bene. Lo ha accennato lei, i primi 20 minuti a ripresa, magari squadra un po' timida. È stata la parata del rigore di Andrea Paroni il momento chiave della sfida? È stato quello forse la mazzata definitiva al Cuneo? Ma sai, 2-1, mancavano ancora un bel po' di minuti, la partita si poteva mettere in maniera diversa, incanalare in maniera diversa. Sicuramente la parata di Andrea ha un po' destabilizzato loro e ha dato molto più verve a noi, questo di sicuro. E infatti subito dopo il rigore abbiamo avuto 2 o 3 palle gol, abbiamo fatto gol. Ma abbiamo poi tra virgolette giocato solo noi. Sul 3-0 la partita era chiusa, non c'era più pressione, si lavorava veramente aspettando la fine e poi questo gol preso, ripeto, come ho detto prima, il gol che potevamo fare noi con Mancoso e il calcio d'angolo battuto al 49esimo e oltre mi dà un po' di fastidio. Era già successo in casa contro l'Arzachena, è successo anche oggi, nuovi acquisti subito in campo. Le chiedo che cosa possono dare questi nuovi acquisti nel mercato di gennaio e poi se ci fa anche magari un bilancio di quello che è stato e magari di quello che sarà ancora in questi giorni. No, devono dare, non quello che possono, devono dare tanto perché abbiamo puntato su di loro oltre che su quelli che abbiamo, ma quelli che abbiamo li conosciamo, sappiamo che sono giocatori importanti e questi che abbiamo preso sono altrettanto importanti, quindi ci aspettiamo da loro un grande contributo. Vedremo, il mercato chiude tra 4 giorni, vedremo quello che succederà, possiamo aspettarci ancora qualcos'altro e mi aspetto, ripeto, che la squadra abbia un atteggiamento come quello nel primo tempo o comunque nei minuti finali. Lorenzo, una bella vittoria, una partita importante contro una squadra che in trasferta aveva fatto dei risultati positivi. Quest'oggi un approccio deciso dell'Entella, avete messo le cose in chiaro fin da subito. Sì, è stata una buona partita contro una squadra fastidiosa che comunque non ha quasi mai creato problemi nel nostro reparto difensivo,
che però ha rischiato di riaprire la partita con il rigore un po' generoso dato dall'arbitro. Poi sul 3-0 comunque la partita è stata chiusa e quindi bella vittoria. Che insidie nascondeva questa gara? Cuneo, che soprattutto nei primi minuti della ripresa ha cercato di riaprire la partita, poi c'è stato l'episodio del rigore, forse quello è stato il momento chiave per portare a casa i 3 punti? Sì, avrebbero potuto riaprire la partita e dopo il calcio è strano, magari dopo una partita dominata l'avrebbero anche magari pareggiata. L'unico modo in cui avrebbero potuto fare gol oltre il rigore sarebbe stato su una palla inattiva, sicuramente. Come si gestiscono le forze in questo tour de force che vi vede protagonisti ormai ogni 3 giorni, lo sarà praticamente da qui fino alla fine della stagione? Sì, è importante gestire le forze e quindi alternare molti giocatori, dato che giochiamo praticamente una partita ogni 3 giorni, è importante ruotare e far giocare tutti. Marco, benvenuto a Chiavari, subito in campo, subito decisivo, ti chiedo intanto le tue prime sensazioni, come ti sei trovato quest'oggi? No, sono molto contento di essere arrivato qua, è stata una trattativa lampo, diciamo così, è durata poco ma era fortemente voluto da me quello di trasferirmi qua. Sono contento, ho avuto la possibilità di giocare sin da subito, abbiamo fatto una bella vittoria e un primo passo. Non era facile anche perché naturalmente l'intesa va affinata, eppure sembravi già un veterano oggi in campo con questa maglia. No, fa piacere, comunque il gruppo mi ha accolto al meglio nonostante sia arrivato ieri. Poi con i ragazzi qualcuno lo conoscevo già, qualcuno ci conosceremo meglio, poi in campo mi hanno dato una grossa mano per inserirmi al meglio e per fare un'ottima partita. Chiaramente questo è un girone che conosci molto bene, che hai giocato fino a poche settimane fa con un'altra maglia. Ti chiedo come vedi l'Entella anche in ottica delle tante partite che avrete da recuperare da qui fino alla fine della stagione. Sì, sarà un tour de force un po' come quello fatto nella prima parte della stagione di quest'anno e saranno tante partite ravvicinate, quindi c'è bisogno di una rosa molto competitiva, di recuperare bene le energie per un tour de force importante con partite fondamentali che bisognerà portare a casa e fare più punti possibili. Sappiamo, io arrivo da un'altra realtà e vedevamo l'Entella come una squadra importante che ha fatto un gran filotto di partite, quindi sono molto contento di essere qua e spero di dare il mio contributo. Passiamo ora alla Serie D, dove si è registrata una vittoria ed una sconfitta per le 2 tigulline impegnate nel girone A. Iniziamo dalla Lavagnese, che tra le mura domestiche ha battuto 2-0 gli avversari del Milano City, le reti di Tos all'11° del primo tempo e del Cagliari al 44° del secondo tempo. Sconfitta per 2-0 invece per il Sestri Levante nella trasferta sul campo della Folgore Caratese. Le reti di Giuseppe al 19° del primo tempo e di Cico al 13° del secondo tempo. In classifica la Lavagnese 28 punti, il Sestri Levante a 23. Nel prossimo turno i bianconeri saranno in trasferta sul campo dell'Eco, mentre i corsari ospiteranno il Savona. E passiamo ora al calcio femminile con la vittoria storica per quanto riguarda le ragazze del Rupinaro Sport, che si sono aggiudicate la Coppa Italia regionale nella finale disputata ieri pomeriggio a Cogoleto con la Lazio. Finita 2-2 ai tempi regolamentari, la vittoria delle chiavaresi è maturata ai calci di rigore con il risultato di 5-4. Per la neonata formazione femminile chiavarese un trofeo che entrerà nella storia. Sentiamo. Se dovesse mai sbagliare, la vittoria, la finalissima, va a Rupinaro. Attendiamo. Palla, canestro e vince il Rupinaro vince, è entrata nella storia questa partita, il Rupinaro vince, palla sulla traversa. Il Rupinaro Sport femminile vince la Coppa Italia regionale ai calci di rigore per 5-4, una partita incredibile, fenomenale da parte delle nostre ragazze. Sì, oggi credo non ci siano aggettivi per descrivere le emozioni che abbiamo vissuto tutte insieme con le ragazze, con la società, con i ragazzi che hanno seguito
la squadra, c'era tutta la juniores del Rupinaro a vedere la partita, è stato coinvolgente al massimo questa domenica, sarà indimenticabile per me, per lo staff della squadra, per la squadra stessa. Le ragazze sono andate ben 3 volte in svantaggio e per 3 volte hanno raddrizzato la partita, siamo andate sotto, siamo andate sull'1-0, abbiamo 1-1, 2-1 per loro alla fine del primo tempo, siamo andati sul 2-2, siamo andate sotto nel primo tempo dei supplementari, abbiamo pareggiato nel secondo tempo dei supplementari, questo vuol dire che siamo proprio sul campo, che c'è voglia di lottare, di far bene e comunque credo che parte al di là dei meriti anche della stessa Lazio, che è una signora squadra, le nostre ragazze meritavano assolutissimamente questa gioia, questo premio. Sono ancora diciamo, emozionato per quello che mi hanno dato le ragazze, per come si sono comportate, per la voglia che avevano, per l'impegno che hanno profuso, per tutto. Se lo sono veramente meritate, è stata una cosa bellissima, bellissima veramente. Il problema poteva essere la velocità di alcune ragazze, in particolar modo 3 ragazze della Lazio, e in che modo sei riuscito a ingabbiarle? Non era semplice perché la Lucisano, la Basso, la Famà sono veramente signore giocatrici, hanno qualità tecniche d'alto livello e soprattutto sono veramente, veramente rapide sugli esterni e le abbiamo un po' sofferte, però abbiamo poi cambiato un po' di situazioni sui nostri esterni di metà campo, gli abbiamo levato un pochettino di spazio e siamo riusciti poi a contenerlo un pochettino. Purtroppo tutte le volte che siamo andati ma tutte le volte direi nel primo tempo, quando siamo state sotto per 2-1 abbiamo concesso loro troppi spazi per giocare. Dal secondo tempo abbiamo cominciato a giocare noi, abbiamo pareggiato, abbiamo subito il terzo gol, comunque sia nel primo tempo supplementare, abbiamo ripareggiato ancora, però come dico sempre, se loro giocano a calcio diventano una squadra veramente ostica, anche se di fronte a un'avversaria come la Lazio di oggi, che è veramente una signora squadra con delle signore giocatrici e un signor mister. Allora, in questa avventura, dal punto di vista della preparazione tecnica, atletica della squadra, non sei solo, hai 3 collaboratori validissimi che vogliamo ringraziare anche loro. Sì, altrimenti penso che comunque sia non saremo qui, perché parliamo di Nicola Sivori che è nel calcio da più anni di me, quindi anzi è quasi più, io penso che sia quasi più preparato Nicola del sottoscritto, poi è pure sceso, tra virgolette, a darmi una mano in questa bellissima avventura, e Massimiliano Monteverde che segue la parte atletica e caratteriale delle ragazze, poi abbiamo Jacopo Longinotti che è il preparatore dei portieri ed è un ragazzo splendido che si dedica proprio anima e corpo ai nostri 3 portieri, 4 portieri, perché abbiamo 4 portieri, oltre la Seravalli Lara, la Malosetti Giorgia, abbiamo la Renatini Sara e anche la Gaia Cassinelli, quindi anche Jacopo ha tanto lavoro. Poi però non vorrei assolutissimamente dimenticare, non lo faccio, Stefano Lombardini che è il nostro amico prima di tutto e poi fisioterapista della squadra. Stefano, ieri, questo ci tengo a dirlo perché ieri all'1:30 di sabato ha visto 5 giocatrici per metterle in condizioni di giocare oggi, quindi è un ragazzo, un uomo splendido anche Stefano Lombardini, e una parte grossa penso anche di questa Coppa Liguria va dedicata a Stefano, ai dirigenti della squadra, a Paolo Solari, alla Miriam Casazza, a Vito Machiavello, ora potrei dimenticare qualcuno, ma tutti hanno fatto qualcosa per arrivare a vincere oggi questa Coppa, che per noi è veramente qualcosa di veramente che va oltre una semplice Coppa, questo ve lo posso assicurare, ve lo dico proprio col cuore. Passiamo ora alla pallanuoto, iniziamo con il campionato maschile di Serie A2, non tradiscono il pubblico di casa i giocatori della Lavagna 90 che nella piscina del Parco Tigullio hanno battuto gli avversari del plebiscito Padova per 9-5, questi i risultati nei tempi parziali 2-1, 2-2, 2-0, 3-2. Le reti per i lavagnesi sono state segnate da Pedroni, a segno per 4 volte, Villa, Cimarossi su rigore, Menicoci, Magistrini e Casazza. Un ottimo
ottimo risultato per la squadra allenata da Andrea Martini, che ora è terza in classifica a 15 punti, pari merito con il Camogli, dietro a Velancona a quota 18 e Reale Mutua Torino a quota 16. Sentiamo le interviste realizzate da Luca Castagnola. Intanto oggi com'è andata dalla porta, ecco, com'è andata la partita? No, una vittoria importante contro una squadra in salute che scorsa settimana era riuscita a fermare la capolista. Noi venivamo da una partita a Civitavecchia dura sotto l'aspetto fisico e mentale, in un ambiente caldo senza il nostro capitano che è un tassello fondamentale. Abbiamo sopperito la sua mancanza bene dal primo all'ultimo anche oggi e terza vittoria di fila, 9 punti, quelli che volevamo. Ecco, ti abbiamo visto molto reattivo oggi, quindi insomma sei ovviamente contento della tua prestazione, stai migliorando di giornata in giornata, come ti trovi qui a Lavagna? Ambiente fantastico fin dal primo giorno, poi devo essere sincero, ho trovato una persona che si dedica agli allenamenti dei portieri che è Massi Biallo, che vorrei ringraziare veramente con tutto il cuore perché ci sta dietro dal lunedì al venerdì con un'anima incredibile. Dove può arrivare questo Lavagna, considerato che è una squadra giovane e che sembra migliorare di partita in partita? Come dici giustamente tu, una squadra giovane non si deve mai porre un obiettivo, nel senso che un obiettivo minimo c'è, ma l'obiettivo massimo viene dal lavoro, dalle cose che vengono bene. Ovviamente ora siamo sull'era dell'entusiasmo, parlo così anche io perché da allenatore posso essere solo che soddisfatto di 3 vittorie di fila contro squadre anche non delle più semplici come il Padova di oggi. Vittorie nette, il che mi fa piacere perché la squadra mantiene la testa anche quando va in vantaggio, non si siede ed è un atteggiamento molto bello da vedere da parte dei miei ragazzi. Io sono felicissimo, lavorano bene in settimana e il loro lavoro è ripagato ogni sabato, lavorano bene fisicamente, lavorano bene tatticamente, lavoriamo su tutto quello che possiamo per migliorarci e un po' di risultati perlomeno iniziamo a raccoglierli bene. Diciamo, come allenatore quindi c'è anche soddisfazione vedere questo gruppo di ragazzi che comunque segue le direttive e sembra non fare fatica, ecco, a fare questo, ecco, perché a volte insomma... La fatica la fanno e c'è a seguire le mie direttive, soprattutto la parte atletica dove io sono sicuramente esigente, sono un allenatore giovane, quindi della nuova scuola, e la nuova scuola purtroppo di tutti gli sport è quella di lavorare tanto fisicamente. Per poter fare questo tipo di prestazioni c'è dietro un lavoro fisico importante e i miei ragazzi mi seguono in tutto e non posso essere altro che super soddisfatto. Uno sguardo anche al campionato di Serie B maschile di pallanuoto, la Chiavari Nuoto sconfitta nella vasca del Sestri per 10-6, questi risultati parziali 1-1, 3-2, 2-1, 4-2, a pesare sul rendimento dei chiavaresi anche le numerose assenze. Sconfitta anche per il Rapallo impegnato nella vasca dell'Arenzano, i padroni di casa hanno avuto la meglio per 14-5. In Serie 1 femminile ricordiamo che le ragazze del Rapallo torneranno in vasca il prossimo 20 febbraio contro il SIS Roma, ma in questo fine settimana sono state impegnate in Euroleague. Sfuma purtroppo il sogno delle rapallesi impegnate nelle partite, le speranze di passare il turno preliminare e accedere alla fase successiva di Euroleague si infrangono sullo scoglio della formazione greca Vouliagmeni. Finisce 5-13 il match giocato con le greche che partono subito premendo il piede sull'acceleratore e chiudendo il primo parziale per 1-5. Il Rapallo fa fatica ad entrare in partita e le avversarie continuano ad incrementare il gap. Questi i risultati parziali: 1-5, 1-3, 0-3, 3-2. Vittoria meritata, commentato alla fine della partita il coach delle rapallesi Luca Antonucci. Torniamo comunque a Rapallo forti di un'esperienza molto positiva. Per la società gialloblu resta per l'appunto la grande soddisfazione di aver conquistato il pass per l'Europa, chiudendo al terzo posto la Final Six del campionato di A1 2017-2018 e di aver potuto fare un'esperienza internazionale confrontandosi con alcune delle squadre più forti a livello europeo.
E dalla pallanuoto passiamo al basket, il basket in carrozzina. Nel campionato di Serie B vittoria netta per la formazione del BIC Genova, che al centro Benedetta Acquarone di Chiavari ospitava gli avversari del Rimini Sport Italia. La partita è finita 69-40 per i genovesi, che si portano a 8 punti in classifica, secondi dietro al Gioco Parma a quota 16. Prossimo incontro sarà sabato 2 febbraio in casa Torino. Ma ascoltiamo le interviste realizzate a fine gara da Roberto Costa. Un punteggio netto, BIC Genova batte Rimini 69-40. Sì, al di là del risultato è sempre una squadra e della classifica, comunque è sempre una squadra rognosa che comunque dà sempre del filo da torcere, sono abbastanza cattivi sportivamente parlando sulle carrozzine, quindi al di là del risultato è sempre una partita non sempre facile, però fortunatamente l'abbiamo portata a termine bene, direi. Come sta andando il campionato? Ma abbastanza bene, purtroppo abbiamo avuto all'inizio dell'anno 2 ragazzi che, bontà loro e bontà nostra, sono andati a giocare in Serie A, quindi siamo rimasti a ranghi ridotti e comunque con 2 pedine in meno che erano di tutto rispetto, però comunque ce la stiamo cavando bene, siamo secondi dietro a Parma con cui abbiamo perso di soli 6 punti la settimana scorsa. Diciamo che stiamo facendo bene pur comunque essendo a ranghi ridotti. Ancora grazie che abbiamo tesserato 3 ragazzini di Vicenza che ci vengono a dare una mano numericamente e a livello tecnico. Una BIC troppo forte per questo campionato? Diciamo che dopo tanti anni fatti ai vertici della classifica, quest'anno, come diceva Matteo, stiamo un po' faticando perché inevitabilmente 2 ragazzi che hanno giocato l'anno scorso sono andati a giocare in Serie A e quindi in qualche maniera siamo dovuti entrare anche noi un pochettino più anziani e giocare titolari, quindi vuol dire che siamo in fatica, però stiamo onorando al meglio il campionato, siamo soddisfatti. Ci sembra, comunque siamo secondi dietro una squadra che punta a salire, ha fatto degli investimenti importanti, noi invece in realtà onoriamo semplicemente il campionato e quindi lo facciamo al meglio, mi sembra. Anche gli anziani, come l'hai chiamati tu, insomma, si stanno divertendo. Eh sì, dopo tanti anni passati in panchina ad allenare, adesso mi tocca giocare 40 minuti, quindi però ci divertiamo, lo facciamo con grande piacere, gli allenamenti e le partite, sì sì. Ecco, continua la sede al Benedetta Acquarone qua a Chiavari, direi una sede felice per i vostri colori. Sì, una sede felice, noi dobbiamo sempre ringraziare il villaggio del ragazzo, l'Acquarone e Giuseppe Grigoni, perché ci dà la possibilità insieme alla Danarita di sfruttare gli spazi dell'Acquarone che sono accessibili, facciamo qui gli allenamenti e le partite, quindi abbiamo trovato sicuramente una sede importante. Certo, per noi la squadra è di Genova, per noi che siamo del Tigullio finalmente dopo tanti anni giochiamo veramente in casa. Per gli altri ragazzi devono venire ogni volta col furgone agli allenamenti, alle partite, però diciamo che l'ambiente, il posto merita davvero, è un palazzetto di grande importanza, Chiavari è una città importante, quindi siamo contenti e soddisfatti di poter giocare qua. Anche perché dalla Serie A voi avete un mucchio di esperienza in questi anni scorsi, no? Sì, abbiamo giocato ai vertici del campionato di Serie B sicuramente per tanti anni, abbiamo provato anche a salire in A, abbiamo giocato in A1, ci siamo salvati tranquillamente, insomma direi che l'esperienza della squadra è importante. Noi negli ultimi anni abbiamo sfornato un sacco di giocatori che comunque giocano tutti in nazionale e nella categoria maggiore proprio in Serie A. Abbiamo almeno 4 giocatori di Genova che giocano fuori in Serie A, nel campionato di Serie A, per noi è motivo di grande orgoglio. Siamo a ranghi ridotti oggi, cerchiamo sempre di reclutare persone, ragazzi che vogliono giocare, perché l'esperienza che abbiamo comunque è un'esperienza importante e vogliamo trasmetterla, come abbiamo fatto negli anni scorsi, vogliamo continuare a farlo. Mi ha visto anche una ragazzina, un po' nuova. Sì, abbiamo diverse ragazze, una ragazza che viene da Albenga, lei è una ragazza che viene da Vicenza, l'abbiamo tesserata quest'anno proprio perché eravamo in difficoltà numericamente per il campionato e quindi vengono addirittura da Vicenza una volta a settimana e poi per la partita. Quindi grande soddisfazione anche per loro che hanno sempre giocato un campionato minore. Quindi. Con il basket in carrozzina si conclude il Momento Sport, grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.